Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video, nel penultimo video di giornata, il prossimo sarà della partita del Milan, il risultato della partita del Milan e come vedo. Non vi dico niente al momento, intanto io la sto guardando. Intanto la televisione qua davanti a me la sto vedendo, ho abbassato il volume così non vi spoilerò niente. Però vabbè, in questo video andremo a parlare di chi è più forte tra due centrocampisti della Serie A, cioè McTominay e Pulisic. Allora partiamo dalla stagione 22-23 e come al solito il format di questo video sarebbe chi diciamo le statistiche gol e magari qualche prestazione se mi sono piaciute e altre no. Vabbè, partiamo subito. Allora, nella stagione 22-23 McTominay fa 3 gol in totale in tutte le competizioni FA Cup, Premier League, tutte. E invece Pulisic ha segnato 10 gol. Vi ricordo che McTominay ha giocato solo nel Manchester United e nel Napoli, invece tutt'oggi gioca nel Napoli e invece Pulisic ha girato diverse squadre, tipo tuttora sta nel Milan, ma ha giocato anche nel Borussia Dortmund e nel Chelsea se non sbaglio. Tra l'altro uno è inglese, McTominay, in altre è statunitense, cioè degli Stati Uniti, che è Pulisic. Nella stagione 22-23 McTominay, diciamo, io guardo diciamo, la Premier League, sapete, questi campionati qua, la Premier League, la Liga, la Liga 1, roba varia, li guardo, quindi io li conoscevo già da quando ehm, stavano non in questi club di Serie A, ma già da tempo. No, vabbè, non mi piacque molto, però vabbè, sappiamo in Premier League quello che succede, che l'ultima squadra di Premier League prende 50-60 milioni, cioè quanto la prima squadra della Serie A che vince lo scudetto. E, e poi Pulisic in quella stagione mi piacque, poi rimasi sorpreso da un centrocampista che fa più di 9 gol, 8-9 gol, quindi sono i centrocampisti che fanno molti gol, mi piacciono. Soprattutto dalla stagione 23-24 McTominay mi piacque molto, mi piacque molto. Poi nella stagione 23-24, quella che ho appena nominato, McTominay fa 10 gol, quanto ha eguagliato il gol di Pulisic nella stagione 22-23 e Pulisic nella stagione 23-24 segnò 12 gol, circa 12 gol. E invece nella stagione 24-25 appena quella appena conclusa, McTominay segnò 12 gol. Ora non so McTominay come sta, si dice che dovrebbe giocare nella partita di PSV, invece Oliund non dovrebbe partire per la trasferta di martedì. Poi sta Pulisic che ha fatto 11 gol, ci sta, dai, la media sua è quella 10, 11, 12 gol. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi tutti al canale, mancavano solo 2 iscritti ai 30 e commentate qui sotto nei commenti facendomi sapere
cosa ne pensate di questi due giocatori. Ah, e poi ho scoperto una grande statistica che l'80% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale, quindi vi consiglio di iscrivervi a questo canale perché porto notizie di tutto il calcio ogni giorno, ogni minuto, ora e 4 ore, ogni secondo minuto e 4 ore. Quindi vi consiglio di iscrivervi perché porto bei contenuti. Bene ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!